Allora possiamo iniziare. Innanzitutto buonasera a tutti. Io vi ringrazio per la presenza, la sala è piena e so che all'esterno c'erano persone che dovevano entrare, ma purtroppo i posti sono limitati in questa sala, comunque c'è la diretta streaming e quindi chi non potrà assistere direttamente, insomma, lo potrà fare tramite i mezzi di comunicazione, c'è la diretta streaming sul nostro canale canale del comune. Allora, io questa sera sono anche molto emozionata, innanzitutto per l'evento in sé. Questa sera saluto l'ospite speciale, Roberto Zandonella. Roberto, di solito siamo abituati a invitare personaggi, persone del mondo sportivo dall'esterno, da altre città. Noi il campione, il special guest, ce l'abbiamo in casa e finalmente questa sarà magari una prima occasione con la quale sentiamo, ha raccontato molte volte la sua storia, la sua vita, e però questa è un'altra occasione e speriamo che ce ne siano anche altre nel corso poi di questo percorso legato alle Olimpiadi. Io voglio ringraziare Massimo Cettolin, professore Massimo Cettolin, con il quale condividiamo una lunga amicizia e abbiamo fatto un po' di strada assieme nell'ambito professionale. Devo ringraziare Massimo per la persona che è e per la cultura dello sport che ha. È veramente un cultore dello sport a 360 gradi e questa sua passione ha cercato sempre di trasmetterla ai ragazzi e a tutte le generazioni che hai visto crescere. Quindi grazie Massimo per il tuo lavoro e il tuo impegno personale. Poi fatemi ringraziare i nostri uffici, innanzitutto l'assessore Enrico Padoan, che anche lui è cultore dello sport. E con Enrico, fin dallo scorso anno, quando è iniziata la prima edizione di Sport è Cultura, abbiamo cercato di promuovere tutte queste iniziative, queste serate, con uno scopo ben preciso, non solo quello di portare i campioni solo per una vetrina, ma quello di provare a trasmettere a chi assiste, e molte volte lo scorso anno erano presenti ragazzi giovani. Infatti stiamo collaborando con le società sportive per poi presentare le varie serate. Lo scopo è quello proprio di approfondire gli aspetti, i valori dello sport e quello che riesce a trasmettere, ripeto, non una semplice vetrina, ma proprio andare nel profondo di quello che viene relazionato e di quello che viene detto. Io non aggiungo altro se non che l'amministrazione si è impegnata per quella che è l'appuntamento di domenica, il passaggio della fiamma olimpica. Ricordo alle 13:56 la partenza da piazza Giovanni Paolo I, qui fuori, esatto. Percorso lungo via Peruchina, saliremo via Galileo Galilei per andare in viale della Vittoria, via Cavour e arrivare a Foro Guario alle 14:35, 14:45. Speriamo nel bel tempo. Le associazioni sportive sono tutte state avvisate, ogni associazione sarà lungo il percorso in una tappa predefinita e avremo un tedoforo d'eccellenza, appunto Roberto, e questo ci fa molto piacere. E ripeto, poi ricordiamo, però lo ricorderà poi l'assessore alla fine, che abbiamo anche predisposto una mostra, magari l'assessore alla fine vi dirà altre considerazioni, altri elementi. Io mi fermo qua, saluto Alda Zaccariotto per la presenza e cedo direttamente la parola a lei per un saluto. Il Panathlon è presente, ultima parentesi, ecco, il Panathlon è presente assieme a Massimo all'interno delle nostre scuole, stanno facendo parecchie iniziative, stanno incontrando anche Roberto, va all'interno delle scuole per appunto, pensiamo che questi 2 o 3 mesi la nostra missione, ripeto, sia quella di portare gli alti valori dello sport ai nostri studenti. Grazie. Grazie Sindaco, grazie a tutta l'amministrazione e all'organizzazione per questa iniziativa. Sport e cultura, lo sport è tazzano di vita e noi del Panathlon siamo un'istituzione che si prefigge proprio quello di trasmettere i valori dello sport, non solo, soprattutto alle nuove generazioni, ma in generale.
Roberto Zaponella è socio onorario ovviamente del Marathon per Radio Veneto, quindi è questo privilegio, e Massimo Cettolini ha fatto un lavoro non egregio di più, quindi grazie a tutti quanti. Buona serata. Grazie. Grazie. Dalla Gazzetta Sportiva è domenica 18 febbraio 1968. Siamo a Grenoble, più precisamente all'Alpe d'Huez, scrive Sergio Valentini. Tocca a Monti, la notte è diventata giorno e poi Roberto ci spiegherà perché. La pista è libera, Sergio Sorpais dice, ragazzi tenetevi forte che oggi si vola. Come un rito, Monti ripete a voce lenta i versetti e ad ogni versetto risponde un urlo barbaresco dei presenti. 1, 2, 3, dai che ne buona. La macchina si scambia giù per la discesa un rumore pieno, come un tuono che rotolo. Ma verso il basso quel rumore si sporca, si imbrigliano altri rumori e la macchina sbatte e si divincola tra le pareti di ghiaccio. È la curva numero 11. Poi Monti dirà, sono stati loro. I ragazzi si sono irrigiditi e il bob è tornato in assetto, altrimenti ci si ribaltava. Il tempo è molto buono. Il frenatore dei Paoli su Roveneto e Roma schizza fuori e abbraccia Monti. T'ho dato una spinta fantastica. Dopo avevo sbattuto, ma che ce frega. È stata una buona spinta, se non era per quella spinta, dice Monti. E poi arriva Sorpais. Eugenio, stavolta ti auguro buoni break, dice Sorpais. I ragazzi hanno vinto loro. I break, dice Monti. I break, gli uomini dell'equipaggio, quelli che considerano Eugenio un padre. E Paolis, il Romoletto di Roma, il frenatore, Armano, uno dell'aeronautica, un meridionale trapiantato in Piemonte, e Zambonella, uno dei suoi, uno della montagna, un giovanotto alto chiaro dal sorriso sottile. Signori, Roberto Zambonella, campione olimpico a Grenoble 68. Ma non solo campione olimpico, mondiale nel 70, argento mondiale nel 69, campione italiano nel 65, campione italiano nel 67 e medaglia d'oro alla preolimpica di Sapporo nel 71. Faccio subito una domanda retorica che gli avranno fatto non so quante volte, centinaia di volte. Cosa significa, Roberto, avevi 22 anni? 24. Avevi 24 anni. Avevo 24 anni, appunto. Cosa significa passare 3/4 della tua vita da olimpionico? Olimpionico è colui che ha vinto. Solo chi vince la medaglia d'oro può essere indicato come olimpionico. Sicuramente lo spirito olimpico è azione, sacrificio, organizzazione. Si chiede una vita di allenamenti, di preparazione per raggiungere il sogno di qualsiasi atleta che credo di per una volta nella vita partecipare ai Giochi Olimpici. E partecipare ai Giochi Olimpici, di vincere una medaglia d'oro, pensare al risultato, lo stato d'animo, la gioia, l'immensa felicità di quei momenti. Anche se al momento non ci rendavamo conto di ciò che avevamo fatto, ma la cosa più eclatante era quella di aver portato a dei monti che colui che aveva vinto 15 medaglie d'oro mondiali e non aveva mai accettato Olimpiche. Era stata molte volte per vari motivi, vari problemi. Nel 1956 è arrivato secondo perché dall'aeronautica militare nel 1965 era diventato un po' nella galleria di vento che era Russi e naturalmente era riuscita a prepararlo per le Olimpiadi, però pur essendo nella strada italiana facendo molti non hanno spesso l'utilizzo del cofano algeneo e pertanto sotto il suo vecchio che offriva molta superficie all'aria e ha precluso la sua vittoria. Scusa,
poi dopo la carriera privata. Infatti erano due lettere e l'aeronautica si era giustificata dicendo che la seconda mantenevano effettivamente per il loro tempo, allora ci fosse la prima, però soprattutto era l'unica sostanza di poter ottenere la medaglia olimpica senza nessun problema. Questo naturalmente è un po' colpito un po' tutti, però per l'antagonismo aeronautica è sempre stato ma c'è stato anche necessario da due concorrenti. Comunque poi la seconda diciamo così, medaglia d'oro mancata del genio è stata nel 64 a Innsbruck, quando diciamo dopo le discese dell'Europa 2 si trovava in testa al campionato all'Olimpiadi. In partenza c'era Nesh che aveva fatto le tradizioni migliori, ma evidentemente in partenza si è trovato con un suo bullone nei suoi pattini che si era rotto e precludeva la sua vittoria. Allora Genio Monti, sentendo che Nesh era in difficoltà, ordinò a Sergio Valls di togliere il bullone del suo corpo e portarlo alla partenza a Nesh, e così ha potuto vincere la sua Olimpiade. Fu criticato moltissimo perché evidentemente gli italiani hanno detto hai dato quel bullone e hai precluso la vittoria agli italiani, che sarebbero stati i primi a secondo Salvini. Però lui ci giustifica dicendo Nesh non ha vinto perché io ho dato il bullone, Nesh ha vinto perché era il migliore, perché era quello che era interpretato la pista di Innsbruck meglio, per cui il suo valore deve essere diciamo esaltato, non condannato. Quindi per quel motivo è stato poi premiato prima con la prima medaglia del premio del Guggenheim, il premio del Guggenheim, che probabilmente appunto cerca di consolidare e portare a conoscenza di tutti i ragazzi e di tutte le persone che girano attorno allo sport. Il premio del Guggenheim che dà valore a chi si sacrifica magari per un'altra persona, per salvare un'altra. Questo diciamo è veramente un valore aggiunto a tutto lo sport che è una scuola di vita. Possiamo dire una cosa. Approfitto perché poi noi abbiamo una scaletta dopo, cioè io ieri alla scuola, ormai sono proprio è da tempo che giriamo questo sport, è una cosa meravigliosa. Ieri alla Cosmo ha parlato più di un uomo. Ha detto a un certo punto per raccontare la mia vita. E ha parlato più di un uomo. Alla fine c'è parlato la parella, si gira di fare e io vedo, e ci dico, possiamo dire, cioè io leggo, torniamo un attimo a Monti, poi spiegare il rapporto, no? Monti nel 68 a 40 anni e il pazzo è tra i 24, 22, 26 anni, giusto? Sì, 24 io, 22 a mano e 26 a però leggo che poi l'arrivo equipaggio rumeno, equipaggio francese, cioè erano tutti felici, ed erano, cioè possiamo dire che erano tutti figli di Monti. sì, noi naturalmente facendo giovani vediamo Eugenio, Sergio Solari sono Pablo Latini e avevamo una coalizione, eravamo uniti, eravamo veramente diciamo uno per tutti per uno e cercavamo in tutti i modi di assecondare le volontà di Eugenio. Eugenio era un grande uomo, vicino, meticoloso, puntiglioso. Era un uomo che guardandoti negli occhi ti faceva sentire la persona più importante. E diciamo molto preciso, perché non c'erano tante televisioni e lui poneva lungo il tracciato i suoi aletti in modo che potessero poi relazionare le varie scie e lunghi e altri chiodi che abbiamo fatto per riuscire a collimare la traccia migliore
per la vittoria. Finita la prova, finita la ricerca, finita la giornata di gare, praticamente ordinava noi di andare nel garage e tirare le lamine, dovevamo tirare sia nell'allenamento che in gara, sempre con uno certo. Partivamo dalla casa 100 e finivamo con la casa 1000. Praticamente noi facevamo tutti i pomeriggi nelle cantine e nei garage a tirare le parti perché dovevano essere sempre sci da qualsiasi abbassazione o qualsiasi sistema. Lui invece faceva ritroso la pista cercando di analizzare tutte le varie parti delle curve, dei linee dove c'erano stati i problemi e dai soggetti probabilmente arrivava le notizie e correggeva le conseguenze del resto di fare. Le piste di una volta avevano curve molto uguali, avevano curve uguali oltre 6 metri, 7 metri, le curve variano 4 metri. Di conseguenza le traiettorie anche erano diverse. La differenza tra un pilota e l'altro era di 1,5 metri di differenza. La tecnica che usiamo era di solito quella di entrare in curva cercando di puntare il più possibile verso l'alto senza perdere le velocità. E ovviamente con voi cercare di indirizzare i propri passi sul pistino e acquisire una velocità notevole nella discesa nella curva successiva, andando a coordinare le varie entrate e uscite di curva. Naturalmente Bob, non so, ecco qui quel film, quella fotografia che risponde alla partenza della Olimpiadi di Grenoble. Naturalmente la partenza è determinante perché diciamo con i centesimi che si guadagnano i piloti dopo un po' di esperienza riescono ad equivalersi, ma la partenza è quella che in quei 40-50 metri decide le sorti della vittoria o della sconfitta. Attualmente nelle nuove generazioni vediamo che i piloti, le squadre più forti sono le tedesche che primeggiano, ma perché? Perché danno ai nostri italiani 15 centesimi di spinta e i nostri arrivano al quarto posto giù. La spinta nelle piste nuove è ancora più determinante di quelle vecchie, perché diciamo, essendo le curve molto più basse, le traiettorie si differenziano di 20 cm, non di più. Per cui tutti i piloti, tutte le traiettorie, tutte le scie sono più o meno uguali. Ma la differenza è la spinta. Diciamo che la nostra miglior spinta che ha risolto un campionato del mondo è stato a Saint-Moritz, dove eravamo terzi dopo la prima manche, che Zimmer era già sceso prima di noi e appunto noi tranquilli non avevamo niente da perdere, eravamo secondi, siamo riusciti ad esprimere una coordinazione, una forza, una potenza molto rilevante, tale da imprimere 39 centesimi di differenza all'equipaggio tedesco. Questo è adesso per noi il record della pista e la vittoria con 17 centesimi sui tedeschi. È stata la rivincita su Lake Placid, dove Lake Placid eravamo primi dopo 13 e eravamo gli ultimi a partire e di conseguenza Zimmer era sceso prima di noi. Penultimo a partire era l'equipaggio tedesco che poi si è rovesciato. Rovesciandosi ha fermato la gara per 2 ore. 2 ore con solo cogente. Quando siamo partiti avevamo 5 cm d'acqua e la pista un po' in disordine ha precluso la nostra vittoria. Ma come ripeto ce l'hanno infatti ancora. Abbiamo già un po' il nastro perché siamo arrivati al 68, siamo andati anche era importante raccontare, poi torneremo al 68. Allora,
visto che il titolo parla anche della storia dei Giochi Olimpici, Cortina 56, sono 70 anni, ripartiamo al 56. Roberto nel 56 è in collegio. Era in collegio, avevo effettivamente quegli anni non c'era televisione, radio, non si era consapevoli di ciò che succedeva, oltretutto in collegio più o meno, perché in collegio salesiani era un rigore particolare, quindi delle Olimpiadi ho poche cognizioni, ho poche notizie, al fuorché di questo particolare di Eugenio che gli è mancata la vittoria appunto per quel motivo di rivalsa o di diciamo così contrarietà con la nostra. E poi, vabbè, sai che nel 56 sono i primi Giochi Olimpici che vengono trasmessi in televisione, però non c'erano le televisioni. Esatto. Quindi non arrivavano proprio notizie di Cortina. Presumibilmente, penso, ma io non avevo notizie, non ho avuto notizie, non ho alcuna... Però poi Roberto, insomma, adesso ci racconta la sua passione per i poveri, si vede che lui non ha questa passione per i poveri. Hai raccontato due aneddoti ai ragazzi che devi raccontare questa passione. Allora, faccio un po' più avanti. Nasco all'Orejo del Convento Superiore 81 anni fa. Mia mamma muore nel 2008, nel fritte, e mio papà parte per la Svizzera a lavorare. E nel rientrare dopo 7 anni, per la prima volta che viene a trovarmi, muore annegato all'orbicono. Gli unici ricordi di mio papà erano una stecca di cioccolato a Natale come regalo natalizio. Faccio le scuole elementari a Borrello. Quei periodi non c'erano computer o giochi vari, si giocava a nascondino con i compagni oppure con una palla fatta di pezza legata con del cordone, oppure appunto io con 3 miei amici ci ritiravamo nel doposcuola, dopo le lezioni, in soffitta per costruire dei bod, quindi con delle sipi di legno che trovavamo nella soffitta, creavamo appunto degli slittini, di quali slittini affonavamo al posto delle lamine le guide che si usavano per chiudere le imposte. Quello fingevano la pattini. Quindi questi due pattini collegati con delle assi di legno e lì volante. E ci divertivamo nella discesa tra Casamassano e Rosolino. Non c'erano macchine che viaggiavano per strada. Mi ricordo che le strade venivano aperte appunto da due assi trainati dai cavalli e facevano la sentinelle e aprivano questa neve caduta copiosa, perché ancora cadevano molto copiosi, soltanto uno di 3 metri di neve. Noi nelle notti di luna piena provvedevamo a mediare il torrente Ravanè per fare in modo che la strada si gelasse e di conseguenza riuscire a divertirci nel scendere appunto queste discese o da Casalassagno verso Borrello oppure da Passo Sant'Antonio verso Favola. Queste discese erano, diciamo così, per noi un divertimento molto grande, però dovevamo fare attenzione alla guardia comunale che ogni tanto appunto si sbucava dal bosco e ci dava la luce. Comunque andavamo sempre avanti. Questo poi ha creato questa passione per il popolo. Quando poi nel 64 siamo arrivati a Cortina e lavorando alla sede vicino alla Piazza del Po, riuscii appunto a salire e vedere le partenze. Un pilota si era trovato senza frenatore e mi chiese se volevo scendere con lui. Acconsentì e cominciai appunto la mia carriera agonistica. Queste mie discese mi permisero di essere iscritto al Cortina e successivamente frequentare la palestra, dove tutte le sere dopo lavoro lavoravo fino alle 18 e dalle 18 alle 21 andavo in palestra per allenarmi. Il lavoro era
via i 4 km di corsa, poi rientro in palestra con esercizi specifici, mi allenavo assieme alle patronati tra i camminatori velocità, imperiva, di Ranuzzi e Trepò. E con loro appunto passato molto tempo del miei allenamenti. Diciamo che allenavamo fino a novembre, non c'erano tutti i collegiati, adesso gli atleti attuali sono sempre il primo qualificato. Noi facevamo un allenamento di una settimana a Chiavari a settembre, un'unica settimana. E ognuno doveva prepararsi un po' proprio, cercando appunto di impegnarsi e di raggiungere lo stato di forma al momento giusto per poter conquistare il posto di spazio. Torniamo dopo la seconda sera, un'evoluzione importante, giochi olimpici, continuato con la serie, un po' raccontata con la 60, bellezza proprio dei giochi olimpici. Tra l'altro, a Cortina sulla nostra serie dobbiamo dire che l'Italia rappresenta per la prima volta nella storia dei giochi olimpici un'atleta donna pronuncia il giuramento, non era mai successo prima. Un'atleta donna recitasse il giuramento alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici ed è Giuliana Senai, che aveva vinto una medaglia a Oslo nella discesa libera e che poi vincerà la medaglia di bronzo nel gigante nel 60 scorre. Ecco, questi per esempio sono cose che non vengono tanto pubblicizzate, però per l'Italia quell'anno fu la prima a rappresentare una donna al giuramento. Noi abbiamo una testimonianza, abbiamo ricevuto una telefonata da una signora e ci ha detto: io voglio fare conoscere la mia esperienza di Cortina 1956. È un minuto di video e ascoltate cosa dice questa signora, che è una meraviglia. Adesso fine l'agricolo, però lo facciamo. Va bene. Allora, nel 56, dopo sentiamo. Allora, nel 60, a scuola volley, cosa succede? Il mondo non c'è. Vengono assegnati i Giochi Olimpici a questo magnato americano, sarebbe da scoprire come ha fatto dei voti perché vince, tra l'altro il patronaggio con Innsbruck per qualche punto, e dopo si viene a scoprire, una volta che sono stati finiti i giochi, che c'è un albergo, c'è un impianto di salita che sono tutti in proprietà sua, e a Pistanbo, a me non mi interessa, perché tanto un po' lo fanno con certe automazioni. Voglio dire, Roberto, una riflessione, al giorno d'oggi una cosa del genere, visto quello che è successo, cosa succede? Beh, praticamente ce l'abbiamo schivata, perché con la pista da bob appunto siamo riusciti all'ultimo momento a concretizzarla. È stato un sogno che evidentemente anche per me si è concretizzato, in quanto ho lavorato molto per riuscire a far valere questa Cortina. Nel 2015, quando a Roma mi hanno premiato al Popolare d'Oro, appunto Renzi aveva declamato nelle sue stazioni che c'era il Genni, e si era dimenticato di dire che a Cortina c'erano i campionati del mondo di sci alpino. Quando sono salito per ricevere un'onorificenza, mi sono permesso di avvicinarmi a Renzi e dire: mi perdoni, ma si è dimenticato di ricordare che a Cortina ci sono i mondiali del 2021. E lui ha scoperto e c'è stata una poi a Cortina ha detto: c'è bisogno di una pista da bob.
Questa lavoro perché attualmente è chiusa e diciamo Cortina ha portato a qualcosa come 65 medaglie tra d'oro e d'argento e bronzo a Cortina, come sono i titoli, come sono gli atleti, e merita appunto un'attenzione, merita il rinnovo della pista. E lui prende il microfono e fa ammenda dicendo che appunto si era dedicato ai mondiali di Cortina e che a Cortina sicuramente c'è necessità della questa lavoro. Dopo una settimana io nel rientro da Roma a Vittorio Veneto avevo scritto una lettera nella quale evidenziavo appunto i problemi del volo senza la pista naturalmente non possono esserci adepti, non si può creare nuovi atleti. E giustamente lui si è fatto carico e Grando Malagò ha promesso praticamente che avrebbe concesso il denaro necessario per la ristrutturazione della pista. Però doveva Cortina impegnarsi a gestirla per 10 anni. Appunto, una lettera dal sindaco di Cortina, il quale praticamente chiede ma quanto costa la gestione? Giro al Bottret, il quale mi notifica che la gestione costa 400.000 euro. Fatto la lettera al comune e al sindaco di Cortina, sono attendendo risposta. Però naturalmente poi si è riusciti a ottenere la candidatura e con la candidatura si sperava, si auspicava, si prevedeva di avere finalmente questa festa. Si è andata avanti fino all'ultimo momento e all'ultimo momento si è riusciti appunto a concretizzare questo sogno. Questo sogno che evidentemente Cesana sì, ha avuto, diciamo, ci hanno soffiato nel 2006 le Olimpiadi che diciamo, a suo tempo Zaia aveva contrastato con le Olimpiadi di Veneto, c'era in contrapposizione. Il Veneto aveva proposto la candidatura che però era stata soslavata dall'Agnelli con Torino 2017. È stata costruita la pista di Cesana con 150 milioni di euro di spesa e lì non è uscito un atleta, uno che sia uno, non è uscito da Cesana. Per cui anche l'esposizione esposta a sud, dove diciamo, il calore invade la pista e la difficoltà di gelare, di creare, di fare questa pista. Però evidentemente sono riusciti a ottenere, ma è stato un buco nell'acqua. Cortina, come ripeto, spero, a parte la Cortina che ha diciamo, la preposta, per così dire, provengono da tutta Italia, tutto il settentrione in generale. Ai tempi nostri, nel 1960, c'erano 120 equipaggi che partecipavano ai campionati italiani. Ora sono in poco. Però ciò non vuol dire che il BOP non può risorgere. Il BOP a mio avviso può risorgere se c'è una promozione, se c'è la pista da potersi allenare. E di conseguenza penso e auspico che con la pista il BOP italiano possa risorgere e possa tornare ai vecchi fasti dei mondiali e delle Olimpiadi vinti dagli atleti avversari. Anche perché a quel tempo là davvero l'Italia era capofila, no? Esatto. A parte, oltre ai equipaggi, i BOP li hanno costruiti in Italia a Cortina. Sì, i due maggiori costruttori di BOP fino al 1990, prima del tedesco, era costruito da Power prima e poi Sergio Solbaes. Sergio Solbaes che era l'allenatore di Eugenio Monti ed è quello che appunto ha ideato anche lo snodo, cioè mentre prima il BOP era fisso, poi diciamo Sergio Solbaes ha studiato il modo di snodarlo, di fare in modo che il BOP riesca ad entrare con facilità in curva senza con tutti i quattro patti aderenti e mantenere, da riuscire se non aumentare la velocità
sempre avendo l'accortezza di non avere dei pattini che sono sollevati senza l'attività della proiezione nel curvo stesso. Quindi è stata un'innovazione. Un'altra innovazione di Sergio Solpares è nel 1968, quando, prima delle Olimpiadi, appunto stavamo facendo degli allenamenti a Monte Chiesa, sotto il Franceschi, e noi da novembre ci trovavamo appunto non più in palestra, ma alcuni amici di Cortina, ci trovavamo a Monte Chiesa e avevamo preparato una pista battendo a piedi la neve e ci allenavamo nelle spinte cercando di perfezionare sempre la nostra attività. Una sera Sergio Solpares appunto prende un manico di stufa e lo mette attraverso i due buchi che c'erano nel cofano, in modo da permettere al pilota di spingere in linea. Mentre prima appunto spingeva l'obliquo con le mani appoggiate al cofano e la sua spinta naturalmente non era redditizia al 100%, ma al 70%, no? Con quell'espediente si è riusciti a sfruttare anche la spinta iniziale del pilota, che nel nostro caso era Eugenio Monti. Quello è stato un po' il segreto che ci ha fatto vincere le Olimpiadi. I piloti italiani arrivavano in pista a Grenoble con un telo che copriva il nuovo oggetto che era stato fissato sul cofano ed era una specie di telescopio che all'interno aveva una molla e una volta che il pilota aveva spinto, aveva esaurito la sua funzione, saltato sul blocco e preso le maniglie, naturalmente un grilletto faceva rientrare questo telescopio e diciamo non aveva difficoltà di aerodinamica. Come detto, questo ci ha dato la possibilità di vincere con delle spinte sempre da record, 4,25 nella prima discesa, 4,25 la seconda discesa e 4,28 la prima. E Roberto specifica quanti metri? Questo in 40 metri di Perché col bob si parte in piano e poi pian piano si inizia la discesa. In questi 40 metri diciamo, viene cronometrato il tempo di spinta, che a volte è 40, a volte 50. In quel contesto avevamo 40 metri e la nostra velocità aveva raggiunto 40 km/h al momento della salita di tutto l'equipaggio. Bene, torniamo in collegio. Si ricorda i tempi al centesimo, adesso che non so. Allora, torniamo in collegio e vediamo fin che Roberto in collegio cosa succede a Cortina. In collegio facevo il lancio del disco e lanciavo 30 metri, però essendo il collegio non diciamo, aggregato a una società sportiva non era il disco non c'erano problemi. Niente, in collegio purtroppo le Olimpiadi non le ho assistite. Sentiamo allora la signora cosa dice. Intanto andiamo avanti, insomma arrivate. 60, nel 60 niente, ancora ero a 7, sono entrato e quindi arriviamo al 64. Mi dicono che Buonasera a tutti, sono Navai Pasqua, classe 1933. Nel 1956 sono andata a vedere queste benedette Olimpiadi a Cortina, con la corriera senza riscaldamento, con il banco di legno, che posso arrivare su, le braghe le era appiccicate nel legno. Ho visto il trampolino senza gli atleti perché non si riesce da pagare. Ho visto la pista del bob che era nuova, si è andato di tutti in singolo, che era una quarantina. Ho visto tanta gente in foresta che i ricordi vaghi perché
tanti anni, gli atleti intentavano la carta, chi ne ha fatta l'autografo, e l'altro venita per ottenere questa roba qua, Toro, come benissimo altro, e buttate tutti. Buonasera e buone Olimpiadi a tutti. Allora, arriviamo al 64, l'episodio di Innsbruck che ha raccontato Roberto, possiamo anche dire che uscirà un film. Diciamo domani sera c'è l'anteprima cortina del film della RAI sulle geologie dei monti. Poi il 4 febbraio verrà proiettato sulla Rai. Il 4 febbraio con la storia di Rai, c'è molti proprio a contrario. Sì, l'altra cortina dell'estate. Dove avevano ricostruito in effetti Innsbruck. Le immagini. Non era molto di questo episodio perché poi Giuseppe Monti non si è accontentato che la volta su quello di dare il punto del suo gol agli inglesi, ma poi anche nel 94 i canadesi, durante l'apertura di Sirsa, che sono ribaltati ma non sono arrivati al traguardo, quindi il tempo era buono e lui ha ordinato i suoi meccanici, erano di consegnare i migliori al mondo, Senza sorpresa, naturalmente era sempre. e gli hanno sistemato i mobili ai canadesi, e i canadesi lo fanno di fronte loro, quindi non mi però dopo Questo è passato al secondo ordine. Allora, il 64 però è un anno importante per Roberto, perché nel 64 Sì, appunto riesco a fare bene prima di sera, che mi conviene tutti. però sei dove vai? Sei a Cortina? Sì, ero arrivato con Cortina da lavorare e lavoravo come meccanico a Garassello, che era lì vicino al mio lavoro. Adesso Garassello. Sono succedute, c'è stato il milionario. Aveva creato il milionario, che poi è andato e adesso sono in quella casa, ci sono degli appartamenti, appunto, per dire per focalizzare la casa in cui appunto ho vissuto per molto tempo. Ho vissuto fino al 1970, quando appunto sono entrato nel corpo forestale dello Stato, che mi ha permesso appunto di avere una retribuzione e quindi di continuare ad allenarmi con assiduità e con impegno durante tutto l'arco dell'anno. In quel contesto naturalmente era diventato quello che dicono adesso professionista. La forestale naturalmente mi ha dato tanto e diciamo, come corpo forestale dello Stato ho partecipato ai mondiali del 70 a St. Moritz e poi via via tutti gli altri, quelli che poi sono succeduti, 71 Cervinia, 72 Sapporo e poi ho finito rientrando nei ranghi e arrivando poi nel 73 a Vittorio Veneto per diciamo così, ricoprire l'incarico di allenatore presso il Ciclone. E dal 73 al 78 ho portato avanti appunto alcuni atleti. Dal 78 all'84 mi hanno chiamato a istituire il centro sportivo forestale di Sierpino e lì diciamo non c'erano soldi, si andava avanti, dovevo fare il popolo, l'allenatore, l'alpista, il preparatore atletico, cercando appunto di portare gli atleti a fare le gare in tutta Italia, perché appunto facevano gare internazionali e ci si doveva spostare un po' dappertutto. Diciamo che sono usciti, c'era Adam Andrea che è venuto per gli italiani con il centro sportivo forestale, poi c'era Mauro Valdo che ha fatto terzo al trofeo Salmo di Società Libera e poi è andato a allenare la squadra nazionale di discesa con Paritoni e diciamo c'erano tanti atleti. Nel giro appunto di questi anni, ci sono 54 che sono ancora lì,
che hanno cominciato come asiari sono diventati 100 maestri di sci. Un po' quello che è stato il Prosecco, ho cercato di trasmettere quello che avevo acquisito nella mia vita sportiva, nella mia vita di atleta, e trasmettere ai futuri campioni che poi ci sono destreggiati e hanno raggiunto dei buoni livelli. Lo ciclonotto era sempre in testa alle classifiche negli anni 70, quando si gareggiava ancora in Consiglio, veniva data mi ricordo che all'Immacolata c'era il metro di viene in Consiglio, adesso purtroppo sogni di loro. Questa è la storia. In tre generazioni di itoriesi penso, no? Che hanno vissuto se vuoi portarli a che con un pulmino portuario. Mi dicevi che Gianni Monti ti ha consigliato delle volte, no? Di entrare nel 69, dopo essere arrivato secondo ai campionati europei a Cortina, appunto il dottor Costantini, che era capo del Dipartimento Forestale di Belluno, mi si avvicina e mi chiede se volevo entrare nel corpo forestale. Io ho appena subito il militare 2 anni prima e dall'esperienza militare, anche se non era stata negativa, era un po' restio a riprendere appunto la vita militare. E molti si con questo mi si avvicina e dice se non dovesse lui andare via subito, stavo stimolato per questo. Vuol dire che a scuola l'altro giorno ho detto posso dire, ma sì. Da questa esperienza appunto l'ho firmato e da lì è partita la mia carriera nel corpo forestale dello Stato e mi ha trattenuto per 30 anni io in Veneto, qui alla caserma indietro della Signoria di Stato Foreste Mondiale. Adesso però io torno sempre indietro perché nel 64 c'è Cortina, ma mi racconti degli allenamenti che facevi anche in questo vero. Gli allenamenti gli allenamenti, come ripeto, erano sempre intensi, il dispendio di energia era molto elevato e necessitava di risparmiare in qualche modo le fatiche estreme. E andavo alla mensa da Risetti a Cortina, una mensa operaia a quel tempo, dove appunto tutti gli operai dell'impresa locale della Strocco mi conoscevano e sapevano appunto cosa combinare. E loro non mandavano pane, di conseguenza annunziavano, mettevano a loro il sicco pane nel mio tavolo dove sapevano che consumavo il pasto. E io tra il primo e il secondo mandavo tra i 15 e i 18 questo perché avevo bisogno di sostentamento e diciamo c'era la pasta, poi il secondo, ma non reintegravano totalmente le fatiche estere durante l'attività di allenamento e l'attività sportiva. Quando invece arrivavo al medico, anche lì proseguivo i miei allenamenti e concorso verso dei posti per poi fare un po' di preparazione specifica. Un esercizio specifico che diciamo d'estate era sovente farlo, far preparare dai miei zii, i quali erano stati dei genitori quello che mi hanno allevato, dei teli in montagna, appunto ci sono dei teli per la raccolta del fieno e per il trasporto dello stesso appunto lo si accumula in questi teli che poi vengono legati e diciamo il peso di questi è di circa 60 kg. Il mio buco sul territorio di Navalengo, vorrei 2 località con una pendenza di oltre il 30%, mi caricavo questi teli e di corsa percorrevo questi 300 metri che erano distanti dal buco fino al fienile, di corsa con diciamo, lo sguardo attonito di coloro che erano i vicinanti che dicevano questo qua è matto, una volta l'altra di scoprire. Però
appunto quello serviva per sviluppare la forza femorale, la potenza e la forza velocità. E con quello appunto sono riuscito ad avere una buona muscolatura tonica tale da sopperire appunto al movimento del bob. Forse non tutti sanno che il bob pieno carico pesa nel bob a 2 390 kg, mentre nel bob a 4 630, compreso l'equipaggio. Evidentemente qualora non si riuscisse a raggiungere il peso necessario, si mette la zavorra, perché se il bob pesa meno, corre meno. Il bob più pesa, più naturalmente è veloce. Le piste. La pista di Cortina era la pista, diciamo, più lunga al mondo ed era una pista, a detta di tutti coloro che l'hanno percorsa, la più tecnica, quella che formava i piloti. Chi guidava Cortina, chi usciva da Cortina, non aveva problemi di percorrere nessuna pista. Tutte le piste del mondo erano più facili rispetto a Cortina. Quindi la pista precedente era fatta di un conglomerato cementiccio e poi veniva costruita in 18 giorni dagli operai che provvedevano con blocchi di ghiaccio e con neve portata dai camion con l'acqua aggiunta a costruire, poi ne vedremo, a costruire appunto le varie curve come fosse costruito in casa. Quindi poi gelata e levigata per diciamo, poter provvedere alle discese. La velocità nel bob è di circa 130 km/h. 130 km/h lo facevamo noi ai nostri tempi, con i bob vecchi, e 130 km/h lo fanno ora con le piste diciamo di livello minore. La pista di Cortina misurava 1700 metri, la pista attuale anche, solo che la pendenza di dislivello era di 131 metri, la pista vecchia. La pista nuova di 110, scusatemi, 121 era prima della chiusura. Quindi le velocità con i bob attuali si raggiungono sempre 130-140 all'ora. Non hanno raggiunto ancora i 140. Però i bob sono trasformati dai bob, come vedete, da allora, un bob diciamo così con un cofano sì performante, però non è quello attuale. Posso vedere dove si vede la fotografia, vedere la trasformazione. Il bob attualmente è con un siluro. E per appunto avere un minor coefficiente di penetrazione. Ecco, questi sono i bob attuali. Questo è un bob a 4. Vedete che appunto anche l'asse di spinta o l'aggeggio che permette al pilota di spingere in linea è modificato adesso, diciamo, mentre negli anni 50 i bob erano fatti di legno, attualmente diciamo sono delle leghe sì in metallo ma anche al carbonio, per cercare di alleggerire e permettere ai frenatori e ai piloti di avere una consistenza muscolare tale da superare i 100 kg. Quello appunto permette di avere una potenza e una velocità, imprimere come sempre la velocità iniziale elevata. La pista di Cortina attuale è stata costruita con un criterio avveniristico, costruita con una platea generale da cui emergono dei pilastri e questi pilastri sostengono la pista diciamo effettiva. Tra i pilastri e la pista c'è un cuscinetto di gomma di 2 cm. Questo cuscinetto serve per attutire le vibrazioni. Pertanto nella pista nuova sono annegate dei tubi di circa 3 cm e questi tubi di 3 cm appunto servono per il raffreddamento artificiale. Il raffreddamento artificiale avviene tramite una centrale refrigerante che è posta a metà del percorso e produce del glicola
a meno 24 che corre attraverso questi tubi. Di conseguenza la costruzione della pista è facilitata. Con questo raffreddamento basta spruzzare dell'acqua sulle curve cementate, l'acqua gela e pian piano stratifica, andando a formare la pista in 5-6 giorni, massimo una settimana, riescono a concludere l'intera pista, diciamo, a gelata e prepararla appunto per le competizioni, perché evidentemente quel modo che scende a 130 km/h, diciamo, c'è necessità di un manto molto coeso e resistente. Nel 68 non c'erano queste possibilità. Ora appunto questa evoluzione tecnologica permette di preparare in breve tempo e con meno fatica. Ecco, l'altra cosa da dire è che in questa discesa di 130 km/h abbiamo delle curve che il bob e l'equipaggio stesso subisce una forza centripeta di oltre 6G. Cosa sono i 6G? 6G sono 6 volte il peso del proprio corpo, per cui l'equipaggio è portato a dover sopperire a questa pressione che va ad imprimere il corpo verso il basso, per cui deve utilizzare la propria potenza, la propria forza come braccia addominali per sostenere. Oltretutto la tecnica diciamo, del po' è quella che bisogna all'entrata in curva cercare di inspirare profondamente, riempendo così pieni i polmoni di aria, evitando che in questi momenti di pressione di 6G le costole possano accavallarsi e provocare il soffocamento all'uscita dalla curva, come è successo alcune volte ad alcuni equipaggi magari poco preparati che all'uscita della curva d'arrivo si trovavano a non respirare più, e quindi la prontezza degli addetti prendere in mani di allargare la cassa toracica in modo da permettere ai polmoni di riprendere la loro funzione. Questo in pratica è quello che succede con le piste e con le velocità nel modo in se stesso. Mentre si riposa un po', torno un attimo, visto che abbiamo parlato di piste e anche di bob, a Cortina 56. Allora, nel 56 le gare di pattinaggio velocità a Cortina si svolgono a Valle di Misurina, perché a quel tempo si svolgevano all'aperto, ma naturalmente il lago ghiaccia di notte di più e rischia di creparsi. Cosa fanno gli organizzatori? Per evitare questo, di trovare la mattina il lago crepato, come lo chiamano loro, tagliano lungo tutta la circonferenza del lago a 2 metri da riva, tagliano il ghiaccio, in modo che la pista di pattinaggio diventa un'isola galleggiante. Quei blocchi di ghiaccio che fine fanno? Quei blocchi di ghiaccio vanno alla pista di bob. Esatto. Ecco, poi magari vediamo un filmato di Eugenio Monti, dal quale appunto viene evidenziata la costruzione della pista e molte cose che diciamo allora c'erano e oggi non ci sono più. Ecco, un'altra cosa che abbiamo scoperto, un appassionato mi ha mandato un libro che racconta la storia della Sicca. Abbiamo scoperto che nel 65-66 alla Sicca vengono costruite le crenature, i cofani dei bob, con i quali molti anche hanno vinto il campionato mondiale. Quindi anche qua Vittorio, abbiamo citato queste vittorie di Eugenio Monti. Si erano costruite le provvede. Ecco, ora andiamo verso la storia di Eugenio Monti. Inforcava gli sci e metteva in fila tutti, ma il rosso volante i suoi capolavori li ha compiuti a bordo di un bob. Poco importa se fosse a 2 o a 4. Eugenio Monti è entrato a ragione tra i miti dello sport italiano, con una carriera che sarebbe potuta essere di ottimo livello come sciatore,
Fu campione italiano di slalom e gigante in gioventù, ma che invece, a causa di quei gravi infortuni, si sviluppò nei putelli di ghiaccio più leggendari, fino ad arrivare alla doppietta olimpica di Grenoble, che lo ha proiettato nella storia della disciplina e degli sport invernali italiani. Vi invito a iscrivervi al canale, che per voi non costa nulla, ma per me vale tantissimo, e ne andiamo a rivivere insieme la leggenda del rosso volante. All'inizio degli anni 50 il nome di molti viene ripetuto spesso, dagli addetti ai lavori, dai tifosi, perché a 23 anni quel ragazzo di doppiato è il prospetto più interessante dello sci italiano. Monti fila via veloce, sembra imprendibile, tanto per gli avversari che per i guai. Gianni Brera lo osserva con curiosità e ne resta folgorato. Lo soprannome è Rosso Volante, per il colore dei suoi capelli e per le emozioni che suscita in chi lo guarda. Un giorno come tanti, Eugenio scivola durante un allenamento. Il dolore addenta il suo ginocchio e allarga la sua bocca in un urlo straziante. La diagnosi è impietosa, rottura dei legamenti. Vuol dire sottoporsi a un'operazione, è una faticosa riabilitazione. Monti stringe i denti e va avanti. Torna ad allenarsi. Tutto sembra essersi risolto, ma non è così. Ha un nuovo incidente. Il ginocchio va ancora in pezzi. La sua carriera agonistica finisce lì, almeno nello sci. Il richiamo della velocità è troppo forte. Serve un piano B, nel senso letterale. Monti stacca gli sci e inizia a spingere forte il suo bob, una disciplina che lo trasforma in icona. 9 titoli mondiali, di cui 7 nel bob a 2 e 2 nel bob a 4. Un palmarès già straordinario così, ma si sa, sono le Olimpiadi a rendere immortale un atleta. Alle Olimpiadi di Cortina, al debutto sul ghiaccio di casa nel 1956, vinse 2 medaglie d'argento nel bob a 2, battuto di 1 secondo e 31 dall'altra coppia italiana composta da Della Costa e Conti, e nel bob a 4, a 1,66 dal quartetto elvetico. Alle Olimpiadi di Spo Valle del 1960 non poté gareggiare, in quanto questa gara non fu disputata per ragioni economiche e fu l'unica edizione dei Giochi Olimpici senza il bob. I Giochi di Innsbruck del 64 sembrano una storia con un finale già scritto. Il 31 gennaio Monti e Sir Paes lottano contro i connazionali Giardini e Bonaventura e contro l'equipaggio formato da Nash e Dixon. La competizione è spietata. Dopo 2 discese come questo legatore di Stefano non è il risultato che sperava, ma è il risultato che lui stesso ha contribuito a creare, perché in quel pomeriggio Monti non è stato il pappo della sua fortuna, ma anche di quella degli altri. Durante la prima manche, l'asse posteriore dell'oggettino si è spezzato. Non avrebbero più potuto continuare. Monti se ne rende conto immediatamente, non dice niente. Invia agli avversari un asse in campo. Gli inglesi ringraziano e volano al primo posto. Grazie a Monti siamo in testa, dice Nash a fine gara. Il gesto reale di Monti è la cortesia più grande che io abbia mai ricevuto come sportivo in vita mia. L'italiano non si pentì mai di quel gesto e la sua risposta consegna alla memoria sportiva una frase bellissima che riassume il valore dello sport al di là delle vittorie. Nash non ha vinto perché gli ho dato il pallone, ha vinto perché è andato più veloce. Le gerarchie non cambieranno più. Monti chiude terzo, Nash primo. La medaglia dell'italiano è la meno pregiata, almeno in apparenza, perché il rosso volante diventa il primo atleta a vincere la medaglia del Coubertin per il vero spirito sportivo. A Monti, che nel frattempo ha raggiunto i 40 anni, manca terribilmente l'oro olimpico. E l'occasione per rompere l'incantesimo si presenta a Grenoble nel 1968. La maledizione durò un giorno in più, perché la gara inaugurale del programma del bob si sarebbe dovuta tenere il 7 febbraio, ma una bufera costringe gli organizzatori a rinviare di 24 ore la competizione olimpica del bob a 2, che vede Monti gareggiare insieme a Luciano De Paulis. Nella prima manche, l'equipaggio italiano non commette errori, fermando il cronometro sul tempo di 1, 10 e 13, 7 centesimi meglio dei uomini Pantaru e Agoe, che non rientravano nel novero dei favoriti, e 44
4 dei britannici Nash e Dixon, quelli del bullone d'oro di 4 anni prima. Indietro, le altre due coppie favorite, i tedeschi Flott e Bader, vittime di un paio di errori gravi, e gli austriaci Thaler e Munthaler, campioni del mondo in carica. Nella seconda prova i tedeschi totalizzano il miglior tempo di manche in 1:10:43, ma Monti e De Paulis, che fanno peggio di 29 centesimi, mantengono il comando, con Flott Bader a 34 centesimi di distanza. Trascorrono 3 giorni e si scende in pista per le ultime 2 decisive manche. Flott Bader si impongono ancora nella terza prova in 1:10:20, infliggendo 44 centesimi agli azzurri, che prima dell'ultima discesa si trovano dietro con un ritardo di 1/10. Eugenio Monti sa bene che quella è l'occasione della vita e compie il suo capolavoro chiudendo l'ultima prova in 1:10:05. I tedeschi sono gli ultimi a scendere in pista, sbagliano pochissimo e fanno segnare il tempo di 1:10:15, un decimo peggio rispetto agli italiani. Nel parterre si scatena la festa di entrambi gli equipaggi, ma dopo qualche istante di attesa arriva la notizia. Eugenio Monti e Luciano De Paulis sono campioni olimpici, perché in caso di ex aequo conta il miglior risultato cronometrico singolo delle 4 manche disputate, ed è proprio la prova offerta nell'ultima prova a consegnare all'azzurro il primo alloro olimpico della carriera a 40 anni compiuti. Non contento, Eugenio Monti assieme ai compagni Luciano De Paulis, Roberto Zandonella e Mario Romano il 16 febbraio dà l'assalto all'oro del Bob a 4. Monti non vince una gara di questa specialità da quando 7 anni prima si era laureato campione del mondo a Lake Placid. Il maltempo la fa ancora da padrone e dopo la prima manche Monti è già il più veloce in 1:09:84, con gli austriaci a 16 centesimi e il quartetto svizzero staccato di 81 centesimi. Nella seconda discesa sono gli svizzeri a pennellare con il tempo di 1:07:39, mentre gli austriaci, che chiudono con un centesimo peggio, si ricordano solo 9 centesimi da Monti, non così performante come la prima manche. L'Olimpiade del Bob, però, si chiude come si era aperta, con una bufera di neve sul Grenoble, che costringe la giuria ad annullare le 2 discese e assegna di fatto una fortunata medaglia d'oro all'equipaggio italiano per un vista leggenda per il rosso volante, una rincorsa olimpica a lieto fine. Un uomo che diventa leggenda, una storia che sopravvive decenni. Allora, Roberto era il secondo, vero? Sì. Dietro il pilota. Inforcava gli sci e metteva in fila tutti. A volte era il secondo, a volte terzo, com'è che veniva scelta la disposizione? In base appunto all'equipaggio, diciamo, io ero ritenuto il più forte, mentre gli altri erano ritenuti i più veloci. Di conseguenza, per muovere il Bob alla partenza necessitava una potenza notevole e quindi si esprimeva tutta la nostra forza per dare maggior velocità al Bob all'inizio. Allora, visto che siamo tornati un attimo a Monti, sempre tratto dalla Gazzetta, Zeno Corrado, quando nel 52 vinse la medaglia d'oro per l'ascesa libera, unica medaglia d'oro di sella libera maschile ancora per l'Italia, doppiata da Sofia Goggia nel 2018, scrive sulla Gazzetta il giorno dopo, esce una lettera dedicata a Monti, che si intitola Letterina allo Sovolante. E Zeno Collò conclude così: stanco, voglio tornare al mio albertone, da mia moglie e dai miei amici. A te lascio i miei sci, la mia maglia, le mie medaglie e l'affettuoso augurio che le tue gambe ritornino quelle dello scorso anno. Quelle di Chamonix di Cortina per intenderci, il resto stai pure tranquillo, verrà da sé, con tanti auguri. Monti
risponde qualche anno dopo, e l'ho trovato su questo libro, risponde così: il Bond, già al primo incontro, mi aveva affascinato. Quasi come quando ti capita di ballare con una bella donna che ti viene presentata improvvisamente e tu balli e non sai cosa dirle. E poi la inviti a ballare una seconda volta e lei accetta e tu continui a stare zitto, perché è piacevole l'incontro e ti sembra che questo basti. Che rapporto c'era tra voi e questo arnese che chiamavano Pullman? Era proprio un rapporto di amore, perché Pullman era detto il Bob. Io so di atleti che si portano in camera a letto gli scarponi perché li sci, perché devono dormire assieme. Eugenio si portava i pattini sotto il letto. Con questo non lo sapevo. Perché erano dei pattini particolari, gondolini così chiamati, perché evidentemente più il pattino offre meno superficie al ghiaccio, più veloce va, però di contro ha la difficoltà nella guida. Per cui sta nella grande bravura del pilota domare il pullman cosiddetto. Il Bova 4 era, diciamo, soprannominato il pullman, mentre il Bova 2 era soprannominato la motocicletta, perché era leggero. Il Bova 4 era pesante e anche nella guida necessitava un po' di forza. Sapete che nel Bob, appunto, il Bob, tutti lo sanno, comunque è formato da due slittini, uno anteriore e uno posteriore, poi c'è la carenatura che unisce entrambi e diciamo il cofano che ne dà la penetrazione aerodinamica. Il Bob è guidato appunto per mezzo del carrello anteriore, dello slittino anteriore. C'è una mezzaluna che collega due corde che sono legate a due, diciamo, anelli, e il pilota guida per mezzo di questi anelli. Questi anelli appunto sono diciamo avvolti da una corda di cotone perché non si geli, e il pilota aziona in questo contesto durante il percorso, durante il tragitto. Evidentemente, come dicevo prima, per evitare sbandamenti o diciamo deviazioni durante il percorso bisogna cercare di essere rilassati, e la nostra tecnica era quella di incassare la testa in mezzo alle spalle e traguardare attraverso il collo del pilota l'entrata e l'uscita in curva, perché nell'entrata in curva bisognava avere i pieni polmoni, nell'uscita espirare rilassando perché qualora il Bob appunto fosse incappato diciamo nei contraccolpi sul muretto, non rimbalzasse dalla parte opposta. Se è rigido rimbalza, se invece ti rilassi accompagni, afflosci con un sacco di patate che riesce a tranquillizzare, ad essere fermo, e il Bob si sistemava e non andava a zig-zag, di conseguenza aumentando il percorso e precludendo la vittoria. Allora, a Grenoble l'Italia vince 4 medaglie, sono tutte 4 toro. Sì, con la Lechner nello slittino, Nones nella 30 km, Eugenio nel Bova 2 ed Eugenio nel Bova 4. Sono 2 prime volte. Nones è il primo atleta non nordico a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi nel fondo, e la Lechner è la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro ai Giochi invernali, terza in assoluto, prendendo anche le Olimpiadi estive. Una cosa non ti ho mai chiesto, cioè queste medaglie che sono arrivate prima della vostra, per poi vedere anche non avevo rischiato neanche di farla quella gara a Bova 4. Cioè, le avete vissute voi? C'era un villaggio? Ma ci viveva poco, perché noi dovevamo tirare i pattini tutti i giorni. Eravamo sempre all'opera, non c'era dato modo né di divertirsi né di poter vedere un po' le altre specialità. Noi a testa bassa, sempre nel nostro lavoro, nel nostro impegno, nella nostra
cura del mezzo che doveva essere perfetto, sempre attivo. Quindi non è Seba Leckler, proprio Sì, l'abbiamo sentito. Sì, ma non mi avete vissuto con loro la vittoria. Assolutamente. Allora adesso, Dopo, un pochino, diciamo, nei festeggiamenti post-Olimpiadi, ecco, ci siamo anche conosciuti, mentre non ci conoscevamo prima. allora io prima quando ho iniziato ho detto sulla Gazzetta che era scritto che ormai la notte si era fatta giorno e ho detto che avete rischiato di non gareggiare e che le discese sono state solo 2, non 4. Esatto, le discese appunto alle Olimpiadi di solito si svolgono in 4 prove. In queste Olimpiadi purtroppo faceva molto caldo e non c'erano le refrigerazioni attuali. Diciamo, c'era un piccolo attrezzo che utilizzavano quando si spezzavano dai passaggi di più pattini nello stesso punto e subivano delle scalpiture con dei segni notevoli. Allora si provvedeva a chiudere con acqua e neve e con un piccolo marchingegno ripieno di azoto liquido si spruzzava questo azoto liquido a 360 gradi che provvedeva a gelare rapidamente la superficie e riparavano appunto la pista con questo metodo. Adesso appunto le cose sono diverse e di conseguenza il mondo si è evoluto e ben meglio. Noi praticamente ci siamo trovati alle Olimpiadi che faceva caldo e precludeva appunto queste nostre discese. L'anno prima alle Olimpiadi col caldo Eugenio Monti si era rovesciato ed ha precluso diciamo l'attività bobbistica di Sergio Sorpaes che si è rotto i legamenti del braccio e poi con la forza di volontà ha ricostruito la sua mobilità con la ricostruzione muscolare. Quindi quella sera, la sera prima, eravamo arrivati all'ultimo giorno possibile perché il giorno dopo le Olimpiadi chiudeva, il 18 chiudevano, lì dicono il 16 ma era la notte del 17. Praticamente ci troviamo in albergo e ci dicono che alle 20 potevamo salire per provare a vederli scendere. Partiamo, andiamo su, aspettiamo un po', niente, torna in albergo, risale a mezzanotte, risale alle 2. Alle 2 sembrava che cominciasse a allenare, per cui ci si è preparati per fare la gara. La prima prova parte alle 4 di mattina. Naturalmente spettatori non c'erano ed erano rimasti alcuni giornalisti assidui che dovevano compiere il loro lavoro e trasmettere le notizie ai giornali. Per cui eravamo lì tutti quanti. La nostra prima partenza appunto fu esplosiva con quei 4:28, però Luciano De Paoli dice ho sbagliato l'entrata, nella seconda faremo 4:25. A un giornalista che gli chiedeva. Non ci crederete, siamo riusciti nella seconda prova a fare 4:25 in quei 40 metri, 4 secondi e 25 centesimi. Strabiliando proprio gli occhi del giornalista che, incredulo, appunto ha raccolto la notizia e l'ha trasmessa immediatamente alla sua redazione. Siamo appunto arrivati in fondo e finita le gare alle 6:30 di mattina. Abbiamo finito, diciamo, la gara, entusiasti, però naturalmente non c'era questa consapevolezza di ciò che avevamo fatto. Avevamo vinto una gara, era come una gara qualunque, campionato italiano, così, come un mondiale, come una qualsiasi gara. Man mano che passava il tempo, naturalmente si acquisiva la sensazione di quello che avevamo fatto. Noi gareggiavamo all'Alpe 2 e Grenoble distava 60 km, per cui finita la gara cambiati e ci hanno trasportato di peso a Grenoble per le varie interviste dei vari quotidiani e lì ci siamo rimasti fino alla mezzanotte quando ci sono state poi le premiazioni. Finita la partita di hockey Russia e Cecoslovacchia,
evidentemente ci sono state le varie premiazioni, tra cui anche la nostra. Quando naturalmente siamo arrivati a salire sul podio più alto, l'inno italiano ha cominciato a suonare, un brivido dalla testa ai piedi ha percorso, e una lacrima naturalmente ha percorso il viso, perché tale era l'emozione, grande era la nostra soddisfazione, che eravamo riusciti a dare a Eugenio 2 medaglie d'oro, cosa che lui aspirava e diciamo era il suo sogno, il sogno della sua vita. Ed Eugenio all'arrivo diceva ai giornalisti presenti: ricordate che io ho vinto grazie ai miei trenatori che non hanno mai frenato e che pur essendo giovani non erano delle zavorre, ma sono stati come dei vecchi lobisti incalliti, con esperienze grandi. Devo dire grazie a loro se sono qui sul podio più alto, altrimenti sarei lì a mangiarmi le unghie per aver perso un titolo olimpico. Avete sentito cosa ha detto? La felicità di aver dato al grande vecchio, diciamo, finalmente la soddisfazione di un titolo olimpico. Perché come dicevo prima, un olimpionico possono vincere 10 titoli mondiali, ma poi la vittoria dell'Olimpiade è sola. Però adesso Roberto, ancora qualche minuto ce l'abbiamo, Enrico, perché poi tornano in Italia. E cosa succede? Perché qua, quante ore avete dormito? 4 ore in 3 giorni. Quando tornate in Italia, dove vi portano? Allora, praticamente siamo rientrati a Grenoble alle 2 dopo mezzanotte, siamo andati a dormire e alle 4 di mattina ci svegliano perché dovevamo andare alla domenica sportiva. La domenica sportiva che si svolgeva appunto a Milano, e all'arrivo l'intervistatore chiede a Eugenio: allora come va? Ah, siamo stanchi ed abbiamo fame. Se non sbaglio era Torto naturalmente, il conduttore della domenica sportiva di allora. Forse c'era Pigna o cosa, sinceramente non ricordo se era Torto. Avevamo dormito 4 ore in 2 giorni. Comunque, appunto, finita la domenica sportiva, siamo andati a mangiare all'Assassino, dove Nere Rocco e il Milan pranzavano dopo le partite. Andati a dormire alle 3 di notte, alle 5 ci svegliano perché dovevamo essere a Cortina per diciamo, la cerimonia col collegamento tra Novara e Milano e Roma con De Paulis e Armani. Quindi arriviamo a Cortina naturalmente aspettavamo, era un mare di folla così non l'ho mai visto. Siamo partiti dalla gara centrale con le corone d'alloro su una jeep guidata dal vigile di Bona e abbiamo percorso tutta la via dalla gara centrale fino al campanile. Un mare di folla così non ho mai visto a Cortina. Tutte le finestre erano addobbate. E le persone piene, diciamo così, mai visto una cosa del genere, una cosa entusiasmante. Siamo arrivati appunto al campanile e lì c'è stato il collegamento con gli altri atleti e è stata la cerimonia appunto di acclamazione sul pubblico avezzano della nostra vittoria. E praticamente appunto dopo questo evento al campanile siamo andati con una delegazione del Comedico a celebrare al Gambrinus e successivamente all'Hotel Argentina, dove il mobilificio Tosi mi ha regalato una camera per bambini. Non ero ancora sposato. Comunque appunto in 4 giorni avevo dormito 4 ore e sono andato a dormire volentieri dopo quel contesto.
Sì, diciamo che non c'erano le premiazioni attuali, quel tempo, magari se poi vediamo il video, così sì, non mi ripeto. Appunto non c'erano le attuali premiazioni. E quello che ho ottenuto era la diaria. Ecco, la diaria era 3 dollari e 600 lire era 1800 lire. Quando pensate che per un caffè a Cervinia pagavamo 2500 lire. Questa era la gratificazione che avevamo. Comunque il CONI mi ha dato 2500 lire perché per rimborso spese delle giornate che avevo perso dal lavoro. Ecco. Prego. Sì, questo va bene. Perfetto. Sì. Non si sente? Ci racconti dopo il 68 ci racconti dopo il 68 come è andato a finire, perché poi Monti ha abbandonato sì la sua carriera di atleta e prende la carriera di direttore tecnico. Lui appunto diventa direttore tecnico e ci segue durante le varie trasferte nel mondo. Dopo nel 1968, appunto nel 69, partiamo per i mondiali, che abbiamo già raccontato prima, inutile ripetersi, poi nel 70 i mondiali diciamo di St. Moritz, ecco, in particolare del mondiale di St. Moritz dove naturalmente avevamo come pilota De Tordo e lì c'è stato appunto un po' di battibecco, una piccola lotta interna tra il direttore tecnico e l'allenatore. L'allenatore era Dilario, il quale diciamo, aveva preparato le valigie fuori dalla porta e la sera prima della gara dice Eugenio, secondo te chi è il pilota migliore che può fare le Olimpiadi e i campionati del mondo? E Eugenio dice il migliore pilota è De Tordo. E quale equipaggio metteresti? Zanonella, Armando e Paolo. Allora ha detto, se questo è il tuo pensiero, entra e chiarisci la cosa. Entra in commissione c'erano in prevalenza tutti gli appartenenti al Congresso di Calore, i quali naturalmente avevano il desiderio che i propri atleti partecipassero al mondiale e diciamo corressero con il loro pilota. Però in quel contesto appunto Eugenio aveva valutato la nostra equipe la migliore da apportare al pilota più bravo. Di conseguenza si impose e dice chi non è d'accordo può tornarsene a casa. E da quel momento in pratica l'equipaggio fu composto da De Tordo, Zanonella, Romano De Paulis, vincitori poi, come detto in precedenza, del mondiale 1970 a St. Moritz. Sì. Va bene, va bene. Sì, no. Sì, dico io. Ok, stavo vedendo. Questo è il Comenico. Sono terre di una bellezza affascinante, quelle della Sentite? montana Comenico Sappada. Terre dove la natura regna sovrana.
cristallino del Monte Peralta, le sorgenti del fiume Piave, domina sulle cime circostanti e spicca con il suo candore sullo sfondo scuro dei boschi e dei pascoli montani. Lunghi inverni rigidi e carichi di neve, un territorio duro che ha temprato il carattere e la forza di uomini e donne. Un territorio che ha regalato all'Italia i suoi figli, i campioni, che hanno portato in queste terre 13 medaglie olimpiche. Piste ghiacciate, strette e tortuose. Un brivido e emozioni che corrono su lisci pattini in acciaio, a una velocità che può raggiungere i 130 km/h. Il cuore batte, la concentrazione è massima, gli occhi sono attenti. Una spinta e via. Non si torna più indietro. 1500 metri di adrenalina, curve in cui le accelerazioni sono pari a 5 volte la forza di gravità. Questo è il moto, uno sport che ha regalato all'Italia trepidazioni e vittorie. Classe 1944, Roberto Zampanella scopre presto la sua passione per il moto. Quando da bambino allo stretto di Comenico Superiore, dove è nato, inizia le sue prime discese con dei mod costruiti artigianalmente tra amici. Ma la svolta arriva nel 1961, quando si trova a Cortina per lavoro. E proprio lì, a poca distanza dalla pista, rimane affascinato dalle evoluzioni dei mod che scivolano sulla discesa ghiacciata. 30 kg fa. Agonistica nel 1964, con le prime discese effettuate con Chiesa nel mese di gennaio a Cortina. La partecipazione a questi corsi di allenamento evidentemente mi davano la possibilità di accedere alla palestra, quindi di potermi allenare con costanza dal mese di maggio sino all'inizio dell'attività hobbyistica a metà di settembre. Nel 1968 a Grenoble, in Francia, vince la medaglia d'oro con De Paris, Armano ed Eugenio Monti, uno sportivo d'eccellenza. Eugenio Monti era un grande uomo. Anzitutto era colui che aveva vinto 10 titoli mondiali e non era riuscito ancora a centrare il titolo. Gli mancava moltissimo questo titolo. Quello li cercava con estrema scrupolosità, non si era mai allenato come nel 1968. Monti, un padre per il gruppo. Il rapporto tra i membri della squadra era talmente unitario e uniforme, direi quasi familiare, come un'unica famiglia. Io oserei dire quasi che sia Sergio Soltares che Eugenio Monti per me sono stati in secondo piano. Eugenio era un grande e ci trattava tutti come dei figli, noi più piccoli, sia Armando che Paolis che me stesso. Eravamo i suoi figli perché lui a quell'epoca aveva 40 anni e di conseguenza era il nostro padre. Quella vittoria a Grenoble è stata un grande successo e una grande emozione. Naturalmente il momento più emozionante è stato quando a Grenoble c'è stata la premiazione. Le bandiere salgono e Lino Di Mameli inizia a risuonare nello stadio del ghiaccio. È stato un momento veramente intenso, un brivido percorso da tutto il mio corpo, dalla testa ai piedi. E devo essere sincero, anche una lacrima emotiva percorso il video proprio perché non ce la facevo più, era una cosa talmente grande, talmente intensa che fino a quel momento non mi ero reso
Sembrava una gara qualsiasi, però man mano che passava il tempo mi accorgevo della cosa grande che avevamo fatto. Eravamo riusciti a portare il secondo oro olimpico all'Italia e unitamente al nostro Genio, così lo chiamavamo Genio Monti, che naturalmente aveva coronato il suo sogno di riuscire a vincere finalmente 2 medaglie. Una vittoria che lo incoronò anche a Cortina, che lo accolse in un trionfo di un bagno di folla. Abbiamo percorso dall'inizio di Cortina fino al campanile, dove era posto nel palco dei festeggiamenti, un bagno di folla così non ho mai visto. Tutto il percorso, tutta la strada dalla centrale fino al campanile era colmo di gente. Tutte le finestre erano rubate, era una cosa meravigliosa. Un successo che gli valse il titolo di Cavaliere del Quirinale, un orologio, un assegno di 250.000 lire e una Fiat 500L nuova di zecca. Le gratificazioni avute sono state quelle da Sara, dell'allora Presidente della Repubblica, il quale ci consegnò la beneficenza Quirinale di Cavalieri per merito dello sport. Lo stesso giorno, Aldo Moro, compianto Aldo Moro, Presidente del Consiglio, ci ricevette e ci consegnò un orologio. In quegli anni non c'erano premiazioni facoltose. Cantone ricevetti 250.000 di premio per tutti i giorni che era stato sempre lavoro. E dalla Fiat una 500. Roberto Zantorella è un uomo dal carattere risoluto e forte, il cui motto è tutto si può, basta volere. Si può ottenere tutto nella vita con la forza di volontà, la costanza, l'impegno e l'entusiasmo di voler raggiungere una meta preposta, una meta prefissa. Un uomo che ama e rispetta la natura e che vede la bellezza di un territorio incontaminato con panorami mozzafiati. È una meraviglia. Quando si arriva qui si risorge proprio. È un panorama a 360 gradi che speriamo rimanga integro ancora per molto tempo, perché sicuramente posti così si trovano sempre più rari. Un uomo forte, lo avevamo già detto, sì, ma non sapete cosa accadde nel 1970 dopo la rivincita sui tedeschi a St. Moritz. Nel momento della foga, evidentemente, tutti ci abbracciavano, noi abbracciavamo tutti. Dopo una settimana il segretario della FISI, Cesare Boldini, mi telefona da Milano dicendomi che l'abbraccio che ha avuto sua moglie praticamente si è ritrovata con una persona inquinante. Un uomo, uno sportivo che ha portato i valori dell'attività turistica nella vita di tutti i giorni e che li vuole trasmettere anche alle nuove generazioni di sportivi. Se devo raggiungere una montagna per fare la fine, per raggiungere una meta, per raggiungere una medaglia, devo sarà una distanza, una possibilità solo locale e evidentemente con uno spirito di sacrificio. Questo mi dà poi la gratificazione di raggiungere la meta, la vittoria. Io lo sapevo, ci sarebbero volute 3 ore. Perché avremo ancora altre cose, tante cose da dire. Io penso, non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ma penso che noi abbiamo detto abbastanza. Però prima di concludere vorrei solo, me lo sono scritto perché per non dimenticare dei particolari. Se dovessi provare a recuperare il comune denominatore di questi importanti anni della mia vita, sicuramente mi sentirei di dire formazione.
Formazione intesa come quel processo di costruzione, o meglio, co-costruzione di quello che in parte già siamo e che sentiamo di voler diventare, perché in quel ruolo riteniamo di dare il meglio di noi. La vita è sicuramente un dono immenso che ci viene fatto da Dio, ma a mio avviso un grande mucchio di creta bisognoso di essere lavorato personalmente per poterci svelare davvero tutte le perle in esso nascoste. A noi è dato solo il materiale, ci sono offerti tanti strumenti per poter agire su quel mucchio, strumenti che possiamo via via affinare, ampliare e scegliere. È necessario quindi ci sia dentro di noi una gran forza di volontà nel voler plasmare quella che è la nostra vita, nel non lasciarla scivolare in modo passivo, aggrappandoci magari all'illusione di poterla lasciar fare ad altri, o al triste credo in quella forza del destino che ci segna e sulla quale non possiamo intervenire. Il dover essere noi a costruire la vittoria con un lavoro spesso lungo anni, per poi dover accettare il più delle volte la sconfitta e soprattutto dover subito trovare la forza e le motivazioni per ripartire. Credo questo sia una delle qualità che vorrei poter augurare ad ognuno di poter conquistare. Una cosa però ho imparato di tutte queste esperienze, che perdere si può, ed anzi la sconfitta va accettata con dignità se alle sue spalle c'è stata la responsabilità, l'impegno di una seria preparazione, ma arrendersi è ben più triste. Arrendersi è perdere con se stessi ed è soprattutto un errato atteggiamento nei confronti delle difficoltà. La vita spesso non sono legate a episodi esagerati. A volte ci dà più soddisfazione in qualcosa che rimane nascosto, ma che per ottenerlo ha richiesto tanto impegno da parte nostra e soprattutto tanta forza. Questo è lo stimolo che vorrei trasmettere ai ragazzi d'oggi, quello cioè di cogliere le proprie opportunità importanti che la vita pone loro di fronte, per poter provare a realizzarsi in quello che sentono di voler essere, senza cedere di fronte al timore di quelle scelte, perché la paura è giusto ci sia, ma ci aiuta a guardare in faccia la realtà, a non scottarci troppo in fretta, ma la paura va usata, anche superata, e la vita va usata. Con il lavoro, la determinazione, con il sudore e la fatica si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. Quando una persona non mente a se stessa, gli obiettivi e i sogni si avvicinano. Quando una persona è inconsapevole dei propri limiti, allora gli obiettivi restano sogni. Grazie. Io ho invito da fare, ho portato il pennarello alla Gazzetta del 1968 che annunciava la vittoria, la firmiamo, poi possiamo dirlo, questi gazzetti Enrico. Adesso dire. Dove ci fa? Certo, sì. Grazie. A voi. Ecco. Mi permetto di proporre questo libro scritto da Luciano De Paulis, che è un po' la sua storia, è la nostra storia, è la storia del mondo, gli sfrenati. Lo si può, diciamo così, anche ordinare via email alla fuorilinea SRL. Comunque se volete, se siete interessati, qui ci sono dei libri anche potete prendere. Poi ci sono delle fotografie che vi è interessato, che ho desiderio di prendere finché ci sono, le può attingere. Grazie per la serata e della presenza.
È materiale che insieme a tante altre cose vedremo a Palazzo Tedesco da metà febbraio, dal 15 di febbraio, e una mostra a cui appunto Massi in particolare ha collaborato con un enorme lavoro sia da collezionista privato di materiale sportivo davvero incredibile, che risale in alcuni casi anche agli anni 20, agli anni 30, con album di figurine, riviste storiche, una collezione infinita di prime pagine emblematiche della storia dello sport, appunto attraverso la Gazzetta e altri giornali nazionali, e insieme a fotografie che arrivano dal CIO, dal Museo del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale di Losanna e dal Centro Paralimpico di Roma, e poi con dei cimeli che arrivano da Montebelluna, dal Museo dello Scarpone, curato dalla Fondazione Sport System, e quindi avremo questa possibilità, insomma, di recitare tutto un percorso a cui Massimo davvero ha dato tanto anche in termini di ricostruzione storica, che vedrete insomma accompagnare questa mostra, e quindi davvero grazie davvero, insomma, invito tutti e tutte a presenziare. E che dire, io credo che stasera insomma l'Olimpionico abbia trasmesso pienamente quella che è stata la sua avventura sportiva, quella che è la sua avventura sportiva, e gli incontri proseguiranno ovviamente all'interno di questo ciclo. La prossima settimana, il 30 di gennaio, avremo Antonella Stellitano, che è stella al merito del CONI, una scrittrice di saggi sportivi di enorme rilevanza. Ci parlerà del tema delle donne di Cortina 56, il ruolo che ebbero le donne nelle elezioni 70 anni fa, e approfitto a proposito di donne per ringraziare e salutare ancora la signora Pasqua Dai, che ci ha offerto il suo saluto. Ringraziamo la figlia Federica, insomma ieri siamo insieme alla sindaca, siamo andati a raccogliere insomma la sua testimonianza, e crediamo fosse anche emblematica di cosa siano state le Olimpiadi, di cosa rimane nel cuore di queste persone che hanno potuto osservare insomma questo enorme evento. E poi ci saranno tutte le altre serate ovviamente a cui siete invitati. Avremo il campione di nuoto Mattia Zuina, e quindi ringraziamo ovviamente la società Notoli per la collaborazione. Il 5 di febbraio, il 19 febbraio, e qui il Pancon, diciamo così, ha accompagnato un po' tutto il percorso, in particolare questa serata, il 19 di febbraio, quando avremo Franco Bonera, che è stato insomma fondatore di Sport Week, vice direttore storico della Gazzetta dello Sport. E il 28 febbraio avremo al Teatro da Ponte un concerto degli Sconcertati, che accompagneranno due giovanissimi campioni nazionali e, voglio dire, della top 10 mondiale della pratica della danza sportiva, quindi due ragazzi di 12-14 anni della società iDance di Colomberto, che insomma si esibiranno accompagnati dalla musica degli Sconcertati. E il 5 marzo avremo Benedetta Gava a parlarci di anche lei insomma campionessa della ginnastica artistica, e quindi ringraziamo la società Vega. E a chiudere il 12 marzo avremo due ricercatori, un professore e un ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Lorenzo Zamponi e Maria Chiara Franceschelli, che ci parleranno, diciamo così, del percorso che ha portato alle Olimpiadi, e anche insomma dei problemi che si sono generati nei territori insomma, che hanno visto, quindi attraverso un lavoro di ricerca che ha visto molte interviste a residenti valtellinica, dove insomma un lavoro che offre anche uno spaccato dell'impatto che ha avuto le Olimpiadi su questi territori. Noi ringraziamo tutti coloro che sono stati qui presenti e quelli che insomma hanno seguito da casa, e vi invitiamo ovviamente a continuare a seguire i lavori, e chiaramente l'appuntamento è per le 13:56 a Piazza Giovanni Cosarino domenica, per la partenza della fiaccola per l'Intero Veneto. Grazie a tutti.